Ciao a tutti, oggi facciamo un'altra partitella su Chess24, sempre con l'incremento di 2 secondi per mossa, così non dovrei perdere più il tempo. Okay. Vediamo che nazionalità incontro oggi. Col nero, ma facciamo una carica. Repubblica Ceca. Okay. 2 cavalli, spin 24, alfiere G4. La migliore di 4 però. Fischer con questa variante, contro questa variante, dei suoi primi tornei forti, ha vinto ben poco col bianco. Il nero di solito era qualche giocatore sovietico. Carcano apertura piuttosto solida. Che però non deve essere confusa con un passivo. Poi certo non è sicuramente emozionante come una siciliana o una francese Weinauer, ha i suoi pro e i suoi contro come tutte le aperture. Ok, molto aggressivo il mio avversario, questo cieco vuole giocare con un attacco sulla di re, ha visto che il mio cavallo è ostacolato dal suo alter ego. Ma questo cavallo può andare in D7, così in caso di spinta G5 questo cavallo va in D7. C5 per il momento non è una buona casa. Vediamo se mi spinge G5 e H4, che forse era possibile anche alfiere D6, ma dopo alfiere F4 è pericoloso. Meglio mai lasciare pezzi in presa o sospesi. L'avversario si dimentica che non ha ancora arroccato, che se fa tipo F4 semplicemente donna B6 arrocco lungo, donna B6 gioco perché il cavallo A4, poi donna B6 cavallo A4, sì, giochiamo donna B6. Che si poteva aspettare per l'alfiere. Però l'alfiere quasi quasi anche no. Ok, lui arrocca lungo e io lo imito. Se fa torre 1 io ci provo con alfiere 7. Magari. Ci sono mai. Torre 1, alfiere 7, alfiere 3, donna C7, perdo qua, tac. Ok, mettiamo il re al sicuro. Questa mossa non mi piace per i bianchi in quanto si libera l'alfiere. Questo alfiere sarà passivo. Bisogna mettere i pedoni sul colore opposto a quello del proprio alfiere. Mossa di re è per difendere i pedoni, ma vedete che probabilmente ha capito che vuole spingere in C5. Sviluppiamo un pezzo in modo da poter anche collegare le torri tra di loro. E qui il bianco ha la coppia degli alfieri, però il nero è solido. Detto questo adesso mi crasha qua, infatti. Allora, regalo anche il secondo alfiere, che io non sono costretto a lanciare.
posso tipo tornare qua. Si mangia, ovviamente mangio. Famoso. Cosa si fa che si mangia, mangio. Alfieri G5 interessanti. Però torre di 8. Ma poi hai capito che ho ragazzo sul lato lungo? Probabilmente no. Che si attacca dalla catena pedonale. Io vedendo la sua catena capisco che vuole attaccare qua al lato di re. Vedendo iniziare io capisco che vuole attaccare sulla del giorno. Non è proprio una regola, però è una buona norma. Intanto sto sin da subito molto aggressivo, il mio Skunch 99. Tu essere un 99enne, per caso complimenti, gioca ancora davvero bene, oppure un classe 99, oppure semplicemente il suo numero della maglia di calcio, qualcosa. Posizione piuttosto passiva, come la donna un po' solida, però ho i miei piccoli controgiochi, che il lì probabilmente torre qua ad una C7. Se spingo lui spinge in D5 dopo torre qua ad una C7. Potrei anche giocare ad una C5. Attenzione. Donna A5 interessante. Ma come faccio per prendere questo? Donna A5 è forse meno precisa di donna C7, ma è più combattivo. Che impedisce C4. C4 e C5 potrebbe essere un poco pericoloso. Che qui lancio e ora colonna H tutto per me. Cioè meno attacco i pedini H3. Forse lo spinge velocemente. Questa torre appartiene a questa colonna. Cavallo tac tac. Okay. Alfiere lì. Ok, mi blocca il torre, vuole raddoppiarli qua, interessante. Mi sta crashando, non il computer, nel senso ma la posizione. Cioè magari almeno se mi crashasse il computer avrei una scusa. Però sembra tanto una variante della francese. Devi giocare un cavallo F6, cavallo C3, alfiere B4 e 5 H6, alfiere D2, cavallo 4. Non mi ricordo neanche come si chiama. Si chiama tipo Mac Cruccio, ma potrei dire una mezza cavolata. Devo stare zitto, capito? Allora. Sconfitta su tutta la linea praticamente. Il nero sta giocando come piace non potrebbe. Perdiamo un pedone. No, 2. Mi aveva fatto male questo. Dolorosissimo. Devo mettermi sulla colonna H, fare le statuine. Poi se non vuole la patta io gliela do anche. No,
Perché hai liberato la tua super torre con la mia schifosa una sopra un arco. Non va bene, voglio che tu vinci. Guarda, ora ti lascio anche un finale come hai la copia degli alfieri, non puoi perdere, vai. Giocato un film di 10 secondi tra l'altro. Io vengo sempre, perdo sempre per il tempo. Posizione piuttosto chiusa, spero, a parte questo pedoniaco che può un po' rompere le scatole. O rubare la guadagna di pedoni 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, posizione pari. No, è chiaramente favorevole al bianco. Però proviamo a vedere come finisce. Attenzione, la speranza è ancora viva. Ah. Nuovo veloce, si perde per il tempo. E non si sa come, nonostante non avessi neanche uno dei due alfieri, riesco a vincere. E ci hai giocato molto bene. Non capisco perché non mettete mai l'avatar voi, però state un po' fortunato alla fine, soprattutto per via del Zuguzzone. Ok, ciao e alla prossima.